Sono Alessandro Pietrobon, rappresentante d'istituto del Liceo Giorgione. Riguardo alla mia esperienza di rappresentante, posso dire che è un'esperienza fortissima se vissuta intensamente. È un ruolo che lascia molte libertà, nel senso che si può esercitare con forza, si può esercitare credendo nell'impegno, si può esercitare dedicando tempo, dedicando tante ore, si può anche esercitare con un po' di pressapochismo forse, e il mio impegno si lancia soprattutto verso la responsabilità, il responsabilizzare, il programmare molto. Io credo molto in quello che faccio, mi piace dedicare molto tempo, mi piace soprattutto l'idea di avere qualcosa, di avere degli obiettivi precisi, di aiutare me stesso in primis e tutto il liceo, i miei compagni con me, a sviluppare un senso di cittadinanza, ad essere coprotagonisti nella nostra esperienza, nella nostra formazione liceale. Credo molto che il liceo debba insegnare due cose: a pensare e a comunicare. E trovo che nella didattica questo fin troppo spesso non sia permesso, non ci sia sufficiente spazio, e allora cerco di mettere in atto tutte le forme, tutte le azioni che promuovano questo senso di pensiero, ma soprattutto di comunicazione, di cittadinanza attiva. Questo, l'esempio e l'esperienza che stiamo vivendo oggi, forse ne è una delle più alte rappresentazioni. Lavorare con persone fortemente motivate, come sono i rappresentanti di classe, lavorare per un servizio più efficace, per una cittadinanza più coerente e più attiva.